Buongiorno, sono Coco Anna e da un paio di mesi che sono bloccata in casa. Hanno sostituito l'ascensore proprio a causa mia, perché sono in carrozzina, ho l'invalidità al 100%, non deambulo e sono mesi, anche anni che non esco da casa. Perché poi non hanno fatto neanche lo scivolino per uscire da casa. Mi hanno fatto il bagno nuovo, proprio adeguato alle mie esigenze. Mi hanno cambiato l'ascensore, però è tutto bloccato. Perché non fanno il collaudo? Perché c'è diverbio tra la CONE, la ditta che ha cambiato l'ascensore più grande, e l'Istituto Autonomo Case Popolari. Abito a Sant'Elia e non è detto come fa molta gente perché abito a Sant'Elia sia un poco di buono, no. Io pago tutto, perché non mi danno le cose che mi devono dare? Perché poi nel mio palazzo siamo 10 famiglie, tra cui una signora del quarto piano è oncologica. Va quasi tutti i giorni all'oncologico a curare, quasi tutti i giorni. Almeno 3 volte alla settimana va. Poi ci sono due oltre ottantenni che non possono uscire di casa. Perché non vengono? Perché chiedo, per carità, aiutateci. Devi essere ricoverata? Io devo essere ricoverata perché quando sono caduta 8 anni fa non mi hanno curato bene e c'ho ancora una spalla fratturata. Mi hanno minacciato di denuncia il comune perché il sindaco non mi risponde quando lo chiamo. Perché sono una persona onesta. Se fossi disonesta forse mi avrebbero già cercato. Io sono molto arrabbiata col mondo intero. Ho bisogno di andare a vedere a mia madre che ha 93 anni e non posso andare. Ma perché mi state castigando così? Buona giornata a tutti, non certo sarà buona la mia. Queste sono le tubature del muro, eh? Sicuramente. Si stanno rompendo. Giulia, sta uscendo anche da qua. Cioè, si sta allagando tutto di nuovo a casa. Da qua sta uscendo. Da questa cosa. Forse c'è anche acqua.